io ho dato la mia disponibilità, a incontrarmi, sia per far capire alla gente il momento che stiamo vivendo, sia la disponibilità a vedere se troviamo assieme qualcosa da fare per ridurre il danno che comunque una città subisce quando c'è un commissario, e in questi giorni lo stiamo riprovando e rivedendo toccando con mano, perché una città ha bisogno di esprimere un sindaco, un consiglio, ed è dopo rispondere al cittadino su quello che fa. Un funzionario dello Stato fa il suo mestiere egregiamente, lo continua a ripetere, ma non può fare che questo, non può fare altro, perché si assumerebbero anche dei compiti che non le sono propri. Lo potrebbe fare, può fare tutto, perché lui sostituisce sindaco, giunta e consiglio, quindi può fare tutto. E l'etica e la prassi è normalissimo che non si possa lui prendere decisioni, voglio dire, che possono essere prese solamente da chi ha il titolo per poterlo fare, perché ha una delega dei cittadini che lo hanno votato. Va bene.